La class action è un istituto del diritto anglosassone, cioè è un'azione collettiva, infatti class action vuol dire azione collettiva, che funziona in stati dove la giustizia è una realtà, è una cosa seria. Per esempio negli Stati Uniti d'America la class action funziona a dovere. Da noi si è parlato, si è anche introdotto qualcosa di analogo a quella che è la class action, ma in realtà io verso questo istituto, così come lo si voleva, lo si vuole in Italia, ho sempre avuto una forma di, non dico di avversione, ma sicuramente di grande prudenza, perché la giustizia italiana non è in grado di operare secondo schemi equivalenti a quelli americani, e quindi fare un'azione collettiva probabilmente non porta lontano. Ma il problema è che, se è vero che vi sono dei problemi gravi, e il signore ne ha citato uno, quello della mancata indicizzazione della pensione, fare un'azione collettiva sì è una soluzione. In Italia avrai la risposta tra 5, 6, 7 anni, quando avrai le risposte. Ma se è un problema così rilevante che interessa milioni di pensionati, non è un problema politico? Non è un problema che dovrebbe risolvere il legislatore? Chi è in maggioranza dovrebbe darsi da fare col suo governo per adottare un provvedimento, un decreto legge lo si fa in 10 minuti. Il governo può farlo in 10 minuti se ha la volontà politica. Se non lo fa la maggioranza e quindi il governo, non c'è un'opposizione in grado di incalzarlo con una certa forza su questo punto, perché i cittadini devono rivolgersi a un'autorità giudiziaria che sappiamo essere inadeguata, perché carenza di organico, inadeguatezza degli strumenti, incapacità della giustizia di rispondere in tempi ragionevoli, come vuole la Costituzione modificata, a quella che è un'istanza appunto giudiziaria che viene inoltrata ai cittadini? Perché non muoversi sul piano politico invece di fare la sceneggiata di offrire uno pseudo strumento di tutela qual è la class action, che non è all'americana, ma essendo all'italiana è una bufala, è una finzione, è una non giustizia, perché poi noi sappiamo che la giustizia ritardata di fatto è giustizia denegata, giustizia che non viene. Abbiamo troppi precedenti, non siamo illusi per credere alle favole ancora. Quindi io direi la risposta e l'azione deve essere sul piano politico, sul piano parlamentare per chi è nella maggioranza e sul piano parlamentare per chi è nell'opposizione. Non illudetevi ricorrendo a questi falsi strumenti che non trovano in Italia e non hanno mai trovato applicazione. I sindacati, cosa vuole? Rispondiamo anche alla signora che poco avevamo capito bene la sua esposizione, si riferiva ai sindacati. I sindacati sono, in questo momento in cui governa la sinistra, sono pressoché oscurati, nel senso che vogliono loro oscurarsi, ma per fortuna, perché poco hanno fatto nel tempo. Andiamo a vedere qual è il regime pensionistico dei leader di CGIL, CISL, UIL che sono andati in pensione. Hanno lavorato per se stessi prevalentemente, non hanno lavorato per quegli iscritti che negli anni hanno versato il contributo. Il sindacato ormai è parte della struttura di un potere che non è più rappresentativo di quelli che sono gli interessi dei cittadini, quindi fa parte del sistema. I sindacati sono asserviti al potere. Sono una delle componenti di un sistema che ormai è degenerato, che non è più in grado di tutelare i cittadini. Citavo prima per la questione del risparmio e l'esercizio del credito la norma dell'articolo 47 della Costituzione. Si applichi quella, si ricorrano ai principi generali. Perché le procure della Repubblica che stanno indagando sui vertici delle banche venete popolari, Banca di Vicenza e Veneto Banca, non ho sentito ancora che abbiano iscritto nel registro degli indagati il vertice della Banca d'Italia o il vertice della Consum? Questo dobbiamo volere, questo dobbiamo credere che si debba fare, altrimenti è una finzione. Questo non è più uno Stato di diritto, questo è uno Stato fallito che continua a mentire, che continua a illuderci, perché il PIL sta crescendo, perché l'economia sta riprendendo. Dove? Andate nelle zone industriali e artigianali a vedere come sono messe le aziende che ancora sono aperte, le altre sono già chiuse. Dov'è che c'è la ripresa? Che lo Stato non è più in grado di adempiere alle sue scadenze, alle sue obbligazioni. Domani